Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione. Scoperto dalla questura di Cosenza un giro di prostituzione con ragazze straniere a Rende, 7 le persone coinvolte, i clienti venivano adescati con annunci sul web. Il consigliere Carlo Guccione punta l'indice sull'ASP di Cosenza, avrebbe utilizzato decine di milioni di euro per pagare parcelle e doppi e tripli pagamenti di una stessa fattura. Caos rifiuti scongiurato, lato di Cosenza chiede alla regione una proroga di 6 mesi, lunedì incontro alla cittadella. L'insegnante sospeso per un anno avrebbe costretto una studentessa a subire abusi sessuali, il fatto è accaduto in una scuola media di Lamezia Terme. Una decina di senza tetto salvati in questi giorni di gran freddo dai container della protezione civile voluti da padre fedele Franco Corbelli a Cosenza. Ancora buon pomeriggio, dunque aiutavano le prostitute a trovare casa, a spostarsi in città, in altre situazioni, lucrando sull'attività di meretricio di ragazze in particolare sudamericane o dell'est europeo. Le indagini della squadra mobile della questura di Cosenza hanno permesso di individuare 7 soggetti italiani e stranieri che almeno dal 2017 favorivano un giro di squillo reperibili tramite web nel territorio rendese. Il servizio. Ecco le pagine degli annunci, finite dal maggio 2017, nel mirino della squadra mobile di Cosenza, foto esplicite, proposte allettanti e soprattutto numeri di telefono da digitare per entrare in contatto con una delle tante ragazze e donne che si propongono per un incontro a luci rosse a pagamento. Un'attività non perseguita dalla legge, che però ha alle spalle quasi sempre soggetti che coadiuvano le prostitute o addirittura un'organizzazione. L'80% degli annunci postati sui siti specializzati nella zona di Cosenza si riferisce a donne e trans che operano nell'area di Rende, 4 miglia e commenda le zone più gettonate. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, hanno portato gli investigatori sulle tracce di 4 persone, 3 uomini italiani originari della provincia di Cosenza e una brasiliana, che avevano ruoli importanti nell'attività di meretricio di decine di ragazze straniere entrate nel giro delle escort che orbita nell'area urbana cosentina. Il favoreggiamento e lo sfruttamento sono reati che consistono proprio nel trarre benefici economici dall'attività di supporto alle prostitute, che può esplicarsi nel mettere a disposizione l'abitazione dove si esercita la professione o la collaborazione negli spostamenti e nelle necessità quotidiane. In questo caso ogni ragazza, in genere sudamericane o dell'est europeo, occupava una stanza in un appartamento preso in affitto da un prestanome, spesso con contratti regolari, versando 50 euro al giorno, più o meno il costo di una prestazione sessuale. Una delle 4 persone poste agli arresti domiciliari svolgeva il ruolo di autista tuttofare, accompagnando le donne e fornendo oggetti necessari per la consumazione dei rapporti sessuali. Una donna, invece, oltre a esercitare la prostituzione, si adoperava per reclutare altre ragazze da avviare al meretricio. Vi raccontiamo un'altra brutta storia che invece viene dalla Lamezia Terme, un anno di interdizione dai pubblici uffici per un insegnante quarantenne accusato di aver costretto a subire abusi sessuali a una studentessa e che si è reso anche protagonista di altri gravi comportamenti durante le ore di lezione in una scuola media inferiore di Lamezia Terme. Sentiamo. Si sarebbe reso responsabile di abusi sessuali nei confronti di una studentessa. Con questa accusa la polizia di Lamezia Terme ha eseguito una misura interdittiva dai pubblici uffici della durata di un anno a carico di un insegnante quarantenne supplente in una scuola media inferiore della città della Piana. I fatti accertati dall'ufficio anticrimine del commissariato lametino risalirebbero a circa un anno fa. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe costretto durante l'orario di lezione una giovane studentessa a subire atti sessuali, ma la ragazza non sarebbe stata l'unica vittima delle attenzioni morbose del docente, perché avrebbe tentato un approccio simile anche con un'altra studentessa che però prontamente è riuscita a fuggire evitando gli abusi. Ma non solo, secondo quanto emerge dal fascicolo, il professore in classe alla presenza degli alunni avrebbe realizzato, utilizzando il PC collegato alla lavagna interattiva, disegni osceni ed inoltre, facendo ricerche sul web, proiettava sempre sulla lavagna immagini di persone svestite.
un atteggiamento che secondo i poliziotti avrebbe offeso il pudore degli alunni e creato negli stessi disagio, turbamento, stupore ed imbarazzo. Da qui le indagini che, coordinate alla Procura di Lamezia Terme su richiesta al GIP, hanno portato all'applicazione di una misura cautelare idonea. La richiesta è stata accolta e il GIP ha emesso nei confronti del professore la misura interdittiva per la durata di mesi 12 dall'esercizio dell'insegnamento e di qualunque altro incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio, servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Ieri vi abbiamo parlato del rischio che ha corso e che corre la Calabria di arrivare a una nuova crisi, un nuovo caos rifiuti, legato questo al passaggio di consegne fra Regione e Comuni nello smaltimento appunto dei rifiuti, nella trattativa con le aziende che si occupano dello smaltimento e dello stoccaggio. Ebbene, un rischio che sembra al momento sventato da un accordo che porterebbe a una proroga della gestione regionale, un accompagnamento dei comuni nei prossimi 6 mesi. 6 mesi che però devono essere utilizzati per firmare nuovi accordi. Al momento l'80% dei comuni calabresi sembra essere scoperto da accordi, e trovare quindi un nuovo sistema che coinvolga le ATO, a partire da quella di Cosenza. Ieri abbiamo ascoltato anche il sindaco Marcello Manna di Rende, che è presidente dell'ATO Cosentina, che aveva chiesto appunto un periodo di 6 mesi, un anno di accompagnamento da parte della Regione. Sentiamo. Scongiurato almeno per il momento il blocco della raccolta dei rifiuti. Dopo l'incontro a Catanzaro tra Regione, rappresentanti dell'ATO e privati gestori degli impianti, gli enti comunali avranno più tempo per organizzarsi. La legge 14 del 2014 infatti fissava al 31 dicembre scorso il passaggio della gestione del ciclo dei rifiuti dalla Regione ai comuni organizzati in ATO su base provinciale, comuni però al momento impreparati a gestire il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Un problema più volte sollevato dal lato di Cosenza. Il 2 gennaio l'assemblea con 75 sindaci del territorio che hanno chiesto e ottenuto l'incontro alla Regione. Tra l'altro il passaggio di competenze preoccupa e non poco anche i privati che gestiscono gli impianti di stoccaggio, visto che molti di loro hanno contratti che sono scaduti proprio il 31 dicembre e che non sanno a chi rivolgersi per il rinnovo e quindi per i pagamenti. C'era il rischio che i privati bloccassero il conferimento, ma dalla cittadella, come dicevamo, sono arrivate importanti rassicurazioni, visto che ai comuni è stata accordata una proroga per il subentro nei contratti, garantendo assistenza sia burocratica che finanziaria. Aspetti che saranno affrontati lunedì prossimo, quando torneranno ad incontrarsi sindaci e regioni. Si dovrà definire la durata della proroga, che i comuni sperano sia di 6 mesi, un tempo necessario per mettere a punto gli aspetti organizzativi e finanziari del passaggio. La proroga però dovrà passare in Consiglio regionale, ma non dovrebbero esserci problemi anche per quanto riguarda le risorse necessarie a coprire le spese di questa delicata fase, e così i sindaci avranno ancora un po' di tempo a disposizione per avere le idee più chiare sul da farsi. L'obiettivo è far partire il sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti con le nuove regole, senza intoppi e senza ripercussioni sui cittadini. E adesso la sanità, con la denuncia da parte di Carlo Guccione sulla sanità calabrese, in particolare sull'ASP di Cosenza, che avrebbe utilizzato decine di milioni di euro per pagare parcelle e effettuare doppi e tripli pagamenti di una stessa fattura. Sentiamo. Questa è l'interrogazione presentata dal consigliere regionale Carlo Guccione, rivolta al presidente della giunta regionale in merito al contenzioso dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Decine di milioni di euro finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni sanitarie dei cittadini dell'ASP di Cosenza, utilizzati invece, sostiene il PDSino, per pagare parcelle, interessi di mora e pagamenti doppi e tripli di una stessa fattura. Tutto ciò rischia di aggravare la già precaria situazione del debito sanitario calabrese e di allungare ancora di più, dopo 9 anni, lo stato di commissariamento della Regione. Guccione, dopo aver presentato 2 esposti in procura e in seguito ad una richiesta al direttore generale dell'ASP di Cosenza chiedendo una dettagliata documentazione sul contenzioso, fa sapere che in uno dei documenti consegnatimi dal responsabile dell'ufficio legale dell'ASP si ammette di non essere in grado di fornire ad oggi un dato non contestabile sullo stato del contenzioso dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza.
Un contenzioso che, specifica Guccione, potrebbe essere di molto superiore alla stima se si sommassero le cifre vincolate presso il tesoriere e i pignoramenti. Si arriverebbe infatti ad oltre 700 milioni di euro. Sono in corso infatti ulteriori verifiche interne con l'obiettivo di individuare ogni ulteriore elemento utile al fine di cristallizzare il contenzioso. Il consigliere regionale nella nota snocciola numeri e cifre che testimonierebbero, avvalorandola, la sollecitazione rivolta al governo della regione. Un vero e proprio sistema, un circolo vizioso, dichiara Guccione, che vede ritardi nei pagamenti, decreti ingiuntivi, pignoramenti e cessioni di credito, nomine di commissari ad acta che aggravano i costi finanziari e bruciano risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare la sanità cosentina e calabrese. Da qui la richiesta ad Oliverio di intraprendere iniziative urgenti per evitare che le risorse vadano sperperate e acuiscano i problemi atavici che affliggono la sanità alle nostre latitudini. È avvolto nel mistero l'episodio che vede coinvolto Michele Gullace, che è commissario provinciale della Lega per Salvini. Un foro di arma da fuoco è stato rinvenuto sul cofano della sua auto, non si sa spiegare il perché. Intanto l'esponente politico ha ricevuto la solidarietà di tutti, anche del deputato della Lega Furgiuele. Un foro causato molto probabilmente da un colpo di arma da fuoco sul cofano anteriore lato destro della sua Jeep Renegade. Ad essere preso di mira questa volta è il commissario provinciale di Reggio Calabria della Lega di Salvini, Michele Gullace. In questo momento il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri che stanno svolgendo indagini tecnico-scientifiche più accurate per capire la dinamica. Con molta probabilità la minaccia si sarà concretizzata a Cannavò, rione della periferia collinare di Reggio Calabria, dove Michele Gullace aveva parcheggiato l'auto la notte del 31 dicembre. Gullace non può non ricollegare l'eventuale atto intimidatorio al suo ritorno in politica con la Lega di Matteo Salvini. Non ho mai ricevuto minacce né ho avuto problemi con alcuno, scandisce il commissario della Lega Reggina. Però dal momento in cui sono stato investito della carica di commissario provinciale della Lega di Salvini, mi sono fatto molti nemici sia nella città di Reggio che in provincia. E adesso altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi, vediamo. Inchiesta Lande Desolati, i legali dell'imprenditore Giorgio Ottavo Barbieri chiedono al Tribunale della Libertà la scarcerazione del loro assistito. Per i difensori è una vittima delle cosche, la procura però insiste, deve rimanere in carcere. L'imprenditore è ritenuto dagli inquirenti funzionale agli interessi della Cosca Mutuo di Cetraro. I giudici dell'esame decideranno nei prossimi giorni. Intimidazione ai danni dell'assessore all'agricoltura e al turismo del comune di Oppido Mamertino, esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro la vetrata del suo studio ubicato nel centro storico della cittadina del Reggino. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. 150 servizi antidroghe e antiborseggio, più di 50 controlli nell'ambito del contrasto al fenomeno dei furti di rame, 12 le persone arrestate, 72 denunciate. Complessivamente nel corso del 2018 oltre 42.000 sono state le persone identificate. Il bilancio delle attività svolte dal compartimento Polizia Ferroviaria della Calabria nel corso dell'anno appena trascorso, durante il quale si è messo in campo un dispositivo che ha previsto l'impiego di oltre 1.800 agenti a bordo dei treni. Si è conclusa l'operazione Confine illegale disposta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e coordinata dalla Guardia Costiera della Calabria e della Basilicata Tirrenica. Nel corso dell'operazione seguiti controlli via mare in pescherie, ristoranti e punti di sbarco con elevazione di 63 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 102.000 euro e il sequestro di circa 710 kg di prodotti ittici, 7 denunce penali con il sequestro di 1.146 kg di prodotto e 23 sequestri di attrezzi da pesca utilizzati illegalmente. Controlli serrati da parte delle forze dell'ordine nel Vibonese, i carabinieri in particolare attenzionano il territorio di Tropea. Sentiamo. È unanimemente riconosciuta come la capitale del turismo calabrese, meta preferita a livello internazionale. Proprio per questo il territorio di Tropea è posto sotto controllo dai carabinieri secondo un modello di approccio che varia a seconda della stagione in cui si opera.
La strategia d'approccio comincia tramite una rete informativa che si estende sin dai primi mesi dell'anno, nel periodo estivo tramite un rafforzamento degli assetti proprio presenti sul territorio, un'individuazione delle dinamiche criminali che si possono andare a verificare in proiezione. Proprio nel periodo estivo quindi avviene, cercheremo di fare venire un'opera di contrasto ancora più mirata, più attagliata alle esigenze della fascia turistica. Come se non bastasse però, soprattutto nell'anno appena concluso, quest'area si è purtroppo contraddistinta per una serie di delitti tra i più efferati, da qui l'esigenza di affrontare la questione della sicurezza e dell'ordine pubblico con uno specifico impegno, come ha assicurato il comandante della compagnia di Tropea. Il 2018 ha visto il territorio della compagnia di Tropea essere colpito da importanti fenomeni delittuosi. I 3 tentati omicidi e 3 omicidi che ci sono stati ne sono proprio la rappresentazione più emblematica. A margine di questo tuttavia c'è stato la compagnia, gli assetti dell'istituzione sul territorio e gli assetti provinciali, quindi il nucleo investigativo e comando provinciale, sono riusciti a esprimere un'opera di contrasto ampiamente soddisfacente, proprio come la risoluzione di questi omicidi ne risulta essere la rappresentazione più evidente. La criminalità organizzata segnala anche la presenza di famiglie che hanno un forte peso. Sì, assolutamente sì, queste dinamiche sappiamo che sono sempre presenti, che scuotono il territorio della compagnia di Tropea come quello di tutta la macroarea vibonese. Su questo ci muoveremo come al solito stendendo la rete informativa di cui parlavo e di concerto con l'autorità giudiziaria di Catanzaro e di Vibo Valentia e con il nucleo investigativo. Ed ora a Rosarno, dove il sindaco ha scritto una missiva al Ministro per l'Agricoltura per denunciare la condizione che sta vivendo in questo momento la stagione del comparto agrumicolo. È stata pronunciata anche una manifestazione. Agrumicoltura della Piana in ginocchio e ancora una volta il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà si rende interprete del grido di dolore di migliaia agricoltori della Piana di Rosarno e Gioia Tauro e delle loro famiglie ormai in una condizione di assoluta difficoltà economica. E condividendo il grido d'allarme degli agricoltori ha preso l'iniziativa di scrivere un'accorata lettera al ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. La causa del problema, le clementine e i mandarini di vario genere che arrivano da altri paesi, dal Marocco alla Spagna, ad esempio, a prezzi più bassi e che invadono il mercato italiano alterando i prezzi delle clementine calabresi, in particolare in questo caso della Piana di Rosarno. Siamo alle solite, una fredda regolamentazione comunitaria proveniente da Bruxelles sta distruggendo il futuro di molti agrumicoltori pianigiani e della Calabria. Abbiamo bisogno di creare un movimento organico che dia sostanza ad una grande mobilitazione pacifica da considerare già in atto e che sfoci in una affollata manifestazione pubblica nella Piana di Gioia Tauro e che sia di ammonimento per tutti coloro che dinanzi alle grida di dolore dei nostri produttori girano le spalle dall'altra parte. E adesso parliamo delle temperature gelide di queste notti in Calabria che stanno mettendo a dura prova i closciardi senza tetto che vivono nella nostra regione. A Cosenza delle iniziative per salvaguardare queste persone dal gelo e permettere loro di passare la notte in un container al caldo. La temperatura scende abbondantemente sotto lo zero in queste notti di inizio anno. Vivere per strada è impossibile. Loro, i senza tetto di Cosenza, sarebbero andati incontro a morte certa. Per fortuna ci sono questi container nella sede della ex Safor in via degli Stadi a Cosenza. Se ne occupa il Paradiso dei Poveri, fondato da padre Fedele Bisceglia. Questi container qua ci sono da 4 anni che sono stati portati dalla Protezione Civile per merito del professore Franco Corbelli in collaborazione con padre Fedele per ospitare le persone che dormivano in mezzo alla strada. E sembra finalmente che in mezzo alla strada non ci dorme più nessuno. Questa è una bellissima cosa, molto importante. In questi container metallici ma ben riscaldati trovano ospitalità una decina di persone. Ci sono 7 uomini e 4 donne che la mattina escono per andare a fare qualche cosa, ma la sera si può dire che c'è sempre pieno. E non si tratta solo di stranieri.
Adesso le cose purtroppo sono cambiate. Ci sono molti italiani che sono senza casa e dormivano nelle macchine e avrebbero fatto una brutta fine con questo freddo. Qui trovano il necessario per sopravvivere e anche dei servizi minimi che consentono loro di mantenere quella dignità che non dovrebbe essere mai negata a nessun essere umano. Padre Fedele è in Africa in questo periodo, ma la macchina della solidarietà, per fortuna, non si ferma. Si interessano Padre Fedele e Teresa per quanto riguarda queste cose qua, ma dato che Padre Fedele e Teresa momentaneamente sono assenti, mi interesso io e vengo tutti i pomeriggi a portare da mangiare tutto quello che gli serve, e anche la Croce Rossa viene spesso a portare pure da mangiare. Parecchi vanno anche alla mensa, specialmente il giorno, la sera no che fa freddo, ma a mezzogiorno vanno quasi tutti alla mensa dei poveri a mangiare. Qui c'è bisogno di tutto: vestiti, coperte, cibo, medicine, è il caso di ricordarselo. Temperature che potrebbero concedere una tregua in questo weekend, ma sentiamo gli esperti meteo in Calabria. L'ondata di gelo che sta interessando la nostra regione raggiungerà il suo apice nella giornata di venerdì, con temperature diffusamente vicino allo zero, in alcune zone anche al di sotto e addirittura nelle ore diurne, mentre in montagna si raggiungeranno valori tra i meno 10 e i meno 15 gradi. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Oggi sul Reggino e Vibonese cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose oltre i 200-300 metri e nel corso dei rovesci più intensi anche a quote più in basso. Possibili nevicate sulla città di Vibo Valencia. Sui versanti orientali del Cosentino e del Crotonese cielo parzialmente nuvoloso con sporadiche nevicate fin sulle coste. Temperature in ulteriore calo. Domani residua instabilità sul Reggino con possibili nevicate al di sopra dei 300-400 metri. Sui versanti ionici, cosentini e crotonesi, cielo parzialmente nuvoloso, con possibili deboli nevicate al di sopra dei 100-200 metri. Altrove cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura in rialzo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi mari generalmente molto mossi o agitati con venti dei quadranti settentrionali. Domani mari molto mossi con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata. I venti ispireranno tra deboli e moderati di direzione settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buon pomeriggio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.